e per dare voce a tutti. Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio, a te la linea. A tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà. Questo è lo Spazio Più del martedì pomeriggio. Sono Mimo Magnette e sono in trasferta in quel di Affile, una ridente località in provincia di Roma, laddove praticamente sono anni che appunto vengo qua a tartassare quelli che sono i produttori di vino del famoso Cesanese d'Affile, perché appunto sono stato colpito dalla bontà di questo vino e secondo me è giusto fare in modo che appunto questo vino in questa zona che ha tantissimi produttori e lavoratori del settore appunto vitivinicolo che hanno bisogno di essere, a parer mio, resi più noti al nostro pubblico. Ho ospite con me Stefano Pettinelli, che è è un ragazzo che appunto da poco tempo ha cominciato a produrre vino e si è lanciato in questa avventura che o si fa con passione o se no non si viste le tante difficoltà non si riesce appunto a portare avanti. Stefano Pettinelli, buongiorno e benvenuto. Pronto? Sì, pronto Stefano, pronto. Ho annunciato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di quello che è il vino appunto che voi qui producete, che tu appunto hai cominciato con tanta passione a produrre. Vuoi appunto accennare tu a quello che sono appunto le tipologie di vino che stai producendo? Pronto? Sì, allora, buonasera a tutti. Grazie intanto a Mimmo per l'introduzione. Noi in questo momento siamo nel comune di Affine, ci siamo riuniti per questa intervista e io sono uno dei produttori del paese. Stefano Pettinelli, questa è un'intervista molto combattuta, perché siamo stati a trafficare su computer, schermi, telefonini e cose varie all'interno proprio del municipio, dalla stanza del sindaco di Affile, però siamo stati poco fortunati. Adesso io mi sono piazzato all'esterno pensando di avere miglior campo, ma è una bella battaglia. Comunque appunto ecco, spiega tu quello che appunto è il vino che tu appunto produci con tanto impegno e con tanta passione. Allora, noi ad Affile produciamo principalmente Cesanese, che è una varietà autoctona proprio originaria di questo territorio. Nasce la viticoltura nella zona intorno agli anni 40 e poi si sviluppa negli anni all'interno di tutto il territorio, fermandosi però 20 anni fa, perché è stata abbandonata la coltivazione della vite per passare alla coltivazione dell'olivo. Io nel 2020 ho cominciato a recuperare delle vigne vecchie e qui al paese, comprando dei terreni dove già c'erano i vigneti, e ho recuperato queste vigne vecchie e piano piano ho anche iniziato a piantare nuovi vigneti. Principalmente produco Cesanese di Affile, l'azienda si chiama Finelli Vigneti, in due formati, un rosato e due rossi, un rosso che si chiama Bosco, che è
il vino base, tra virgolette chiamiamolo base, comunque il vino che faccio in più quantità, che è un cesanese di affile da vigne vecchie che fa solo affinamenti in acciaio, non fa un'evoluzione e trasformazione in legno, quindi non fa passaggio nelle barrique. E l'altra è una creta che invece è una riserva, quindi sosta per circa 12 mesi in barrique di rovere francese, e quindi esce dopo 2 anni questo vino. Invece il primo vino che ho detto, Bosco, sosta solamente 8 mesi in barrique d'acciaio. Mimmo, ci sei? Sì, ci sono, anche se trovo difficoltà nell'audio. Tu continua che arrivo fra un attimo. Ok. Abbiamo piantato quindi nel 2024 anche un vigneto in mezzo ai boschi, perché a Fila è un terreno difficile, c'è una zona completamente di montagna, quindi è delimitata dai boschi, e trovare una superficie abbastanza grande per poter fare un impianto è complesso. Sono tutte parcelle piccolissime, per poter riuscire ad arrivare a 1 ettaro bisogna fare tanti atti notarili, sono tanti proprietari, è un percorso molto molto lungo e ci vuole tanta passione, tanta pazienza, però poi i risultati arrivano e le piante rispondono bene. Quest'anno, come è annata, quindi vendemmia 2025 è una vendemmia difficile rispetto alla vendemmia del 2024 e non difficilissima come la vendemmia del 2023. Vendemmia di quest'anno 2025 sarà complessa perché c'è stata tanta pioggia durante il periodo di maggio e quando c'è tanta pioggia si insediano una serie di funghi che limitano la crescita vegetativa della pianta e che poi si riproducono e creano ferite e bolle sulle foglie che impediscono poi una crescita perenne, e quindi vanno fatti i trattamenti. Siamo arrivati ad un numero di circa 12 trattamenti quest'anno e comunque la difficoltà è stata quella di gestire la vegetazione, perché cresceva ma comunque era un po' più stentata a causa della grossa quantità di piogge primaverili. Quindi quest'anno tanta qualità ma 20% in meno di resa. Senti un po', ma una domanda, a livello di aiuti, ricevete qui dall'amministrazione, dalla politica o dovete sempre fare tutto quanto da soli? Allora, gli aiuti qui all'interno del comune c'è il sindaco che si è mosso per favorire la comunicazione e la propaganda di questo territorio. Infatti Sveva? Mi senti? Sì, è che ogni tanto la voce va via. Si è attivato per portare delle istituzioni, quindi Regione Lazio e un gruppo che certifica la viticoltura eroica, che è il Cerbim. Quindi a livello di aiuti invece ci siamo che ogni tanto la voce di Stefano mi sparisce. Tu come ci senti? Io vi sento bene, ma vi sento con qualche buco ogni tanto, ma perché, come vi ho già detto, siete in un posto che probabilmente non prende bene. Perché se non ho capito una parola di quello che tu mi hai detto. Perché non ti prende il telefono, Mimmo? Ah, ho capito. Anche il telefono praticamente è sfigato. Vabbè, facciamo concludere
Pettinelli e poi eventualmente interrompiamo la trasmissione, perché in questa maniera non riusciamo a combinare nulla. Sì. Pettinelli mi sente? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Di nuovo a voi la linea. Buonasera a tutti, sono Federico Lo Spragazzate, volevo esimermi da fare la trasmissione perché sono convalescente da un'influenza abbastanza pesante, ma sentendo come stava andando a rotoli la trasmissione sono dovuto alzare dalla panchina e scendere in campo per aiutare il povero Mimmo e rimettere sui binari che merita questa piccola gloriosa radio, la trasmissione Spazio Più. Mi auguro che Mimmo dal buco di mondo, ecco, non dire parolacce, ma ti capito cosa intendo, da dove mi chiama, mi senta forte e chiaro. Sì, no, ti sentiamo forte e chiaro. In effetti noi siamo venuti, abbiamo organizzato la riunione qua nella stanza del sindaco di Affide, pensando che ci fosse tutto il campo, tutta l'attrezzatura, invece qua c'è una benemerita mazza, e tant'è che appunto si fa anche fatica a parlare anche col semplice telefono. Non c'è una zona in tutto il paese dove c'è campo, Mimmo, possibile? Io mi sono mosso parecchio, ho girato praticamente i vari uffici, sono andato all'esterno, sono stato dentro, però ho scoperto appunto che Stefano Pettinelli nella sua azienda c'ha tutto l'ambaradan necessario, perciò la prossima volta che dovremo parlare di Affide, di quello che non solo il vino Affide rappresenta, faremo la riunione, la trasmissione la faremo a casa sua, dalla sua azienda. Però ecco, Mimmo, ora esci dai palazzi del potere per favore, perché noi siamo sempre stati eversivi, quindi è ovvio che la trasmissione dello Spazio Più non può avvenire in un palazzo del potere, mi pare
Ti posso dire una cosa, che questo Palazzo del Potere c'ha un sacco di simboli, di alabardi, di documenti, perché appunto affine ha una sua storia, insomma. Un po' come anche il vino, perché il vino appunto nel 1930... Ambarabà 2. Mimo, ma mi stai parlando in viva voce per caso? Perché l'audio è davvero pessimo. O stai parlando qualche sgabuzzino dove rimbomba tutto? Perché davvero si fa fatica a sentire. Ero in viva voce, si sente meglio. Mimo, scusami, anche da quale ho capito che è estate e tutto, ma una qualità minimo ai nostri ascoltatori, che sono numerosissime anche l'estate, perché è un'estate che di crisi, ecco, è certificata dalle spiagge, insomma, che si dice non siano molto piene. Io quest'anno non sono riuscito nemmeno ad andarci. Io sono tra i tanti che in spiaggia non c'è andato. So che c'era la fila di italiani per andare all'estero, perché insomma non è più praticabile andare in spiaggia, almeno a libero pagamento, perché è diventata una cosa per ricchi. Così sembra, insomma. In effetti, se tu ci devi lasciare 80 euro al giorno, capisco i tanti che se ne scappano. No, ti posso dire una cosa. Sul Tempo di oggi c'era un articolo di un tizio che è andato a Ostia, ha pagato 10 euro. Ha pagato solo il biglietto del metro che è arrivato a portata fino lì a Ostia. Perché ora a Roma hanno aumentato il biglietto della metro a 10 euro, cioè sala con i 2,20 euro. No, con 10 euro lui praticamente si è guadagnato la postazione in spiaggia. Addirittura c'è il posto anche a Capocotta. Capocotta è una spiaggia molto famosa a Roma, dove ci andavano tutti i nudisti, no? Ecco. E ce n'è anche tu, immagino, Mimmo, perché dovete sapere, cari amici a casa, che Mimmo è un esibizionista, lui ci piace fare queste cose qua, e quindi sì. Sai cosa, io ho fatto 35 anni di commercio e esibivo sempre le mie mercanzie, e a forza di esibire le mercanzie mi è rimasta questa abitudine, tant'è che prima di lasciarti la parola io devo prendere, considerato che appunto a fianco a me c'ho Stefano Pettinelli, che è quello da cui andremo a fare le trasmissioni la prossima volta. Cioè, Mimmo, scusa se ti interrompo. Cioè, voi volevate fare una trasmissione a distanza 30 centimetri uno dall'altro? No, abbiamo cercato di fare il collegamento dagli uffici del sindaco, ci è andata male. Ok. Praticamente bene, adesso bene. abbiamo qua il sindaco che farà un saluto. Vieni qua, sindaco, vieni. Sei in diretta su Radio Libertà. Buonasera a tutti, sono Paolo Pacifici, il sindaco di Assile, è un evidente paese in provincia di Roma, a 684 metri dal livello del mare. Siamo famosi per la produzione di un vino cisanese che ha il nome dello stesso paese, Cisanese di Assile. Dopodiché siamo un paese che viene abbiamo anche, diciamo, delle origini romane, e siamo, diciamo, abbiamo la caratteristica di avere una grossa capacità di accoglienza e di solidarietà. Vicino, sì, qua appunto c'è una grossa capacità di accoglienza. Sì. Allora, scusate, la regia mi contatta e mi dice che dobbiamo andare immediatamente in pubblicità. Nel frattempo, giù nella città metropolitana di Roma, riorganizzate i collegamenti, perché mia figlia si sta pure ingrippando. Pubblicità, torniamo subito. Vai. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo a voi la linea. Rieccoci, allora restituiamo la linea a Roma, città metropolitana, così facciamo finire gli interventi delle istituzioni. Sì, perché in effetti il comune di Affile fa parte della città metropolitana di Roma capitale. Comunque, come stavo dicendo prima, la prossima riunione, la prossima trasmissione la faremo dall'azienda di Stefano Pettinelli, che ha creato la Rinelli Vigneti, società agricola, società a responsabilità limitata, e produce il cesanese d'Affile, e lui lo produce un po' in tutte le salse. Infatti davanti a me c'ho la bottiglia di rosato, una di rosso e una di bianco, anzi il bianco che si chiama Ambra. No? E allora dalla città, dal comune di Affile, che fa parte della città metropolitana di Roma, noi passiamo la linea a te, ti lasciamo la parola, e noi lo prendiamo, ce ne andiamo, troviamo un cavatappi, ci andiamo a bere una bottiglia, perché dobbiamo appunto rimediare a quello che sono state le difficoltà che abbiamo incontrato. Mimmo, allora facciamo i saluti, perché giustamente io, nelle condizioni in cui sto a sostenere la trasmissione da solo, non ne sono in grado. Io chiedo scusa a tutti gli ascoltatori e registi, però ci ho sentito in fortissima difficoltà, e quindi in caso di per dare una mano ci sono sempre. A condurre mezz'ora di trasmissione così, senza essere preparato, no, non posso fare un dispetto del genere a tutti coloro che ci ascoltano, che sono tantissimi e che saluto. Sì. No, ci è andata male, perché appunto in pratica dobbiamo fare questa trasmissione appunto da un comune storico, il comune del Affile storico, raccoglie un sacco di storie, non è solo appunto la storia d'Affile, non è fatta solo dal vino, dagli imprenditori che appunto fanno un'agricoltura eroica, perché si arrampicano sui terrapieni, un po' come succede alle Cinque Terre in Liguria, o come succede anche in Valtellina con lo Sforzato. Però appunto c'è talmente tanta storia che la dobbiamo meglio spiegare ai nostri ascoltatori. Grazie Federico per la tua collaborazione. Ti faccio fare un saluto da Stefano Pettinelli, e noi andiamo a ubriacare, che è meglio. Buonasera a tutti, ringrazio dell'ascolto, e a tutti gli ascoltatori, quando volete ci trovate qui ad Affile, e potete visitare l'azienda, venire a vedere i vigneti e farvi anche un calice di cesanese. Ciao. Ok, allora io voglio ringraziare tutti gli ascoltatori dell'ascolto e chiedo la comprensione per tutti i problemi tecnici accaduti. Purtroppo siamo in piena estate, e tra la mia salute e tutti i cantieri che ci sono a Milano, insomma, diventa difficoltoso organizzarsi per venire là, anche perché un'estate, per il sottoscritto, è di pieno lavoro. Io davvero ringrazio tutti per la comprensione e per l'ascolto. Ci risentiamo qua martedì prossimo, sicuramente con Mimmo. A me ci sarà sempre il punto di domanda, almeno fino ai primi di settembre, però è così. E voglio ringraziare Sveva, voglio ringraziare tutta la squadra di Radio Libertà, che nonostante le temperature elevatissime lavora e tiene aperta questa piccola grande radio come si mette. Raccomando a Mimmo per le prossime volte di organizzarsi come si deve. Grazie ancora a tutti, buona estate, fate attenzione alle zanzare, perché insomma pungono a tutto andare, non vorrei che giri qualcosa di strano. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.